Siamo nel comune di Nuragos e quella che stiamo riprendendo oggi è la tomba dei giganti di Ayodhya. Sorge sopra una collina tufacea, un residuo vulcanico, e tutto il contesto è circondato da Domus de Janas, scavate appunto in quella che è la gobba di tufo che ci ospita. Gli scavi in tempi relativamente recenti hanno evidenziato quello che è il profilo interno del corridoio funerario, di una sepoltura che si compone da macigni di ignimbrite e di trachite portati nel posto appositamente. Il quartiere è da considerarsi funerario e siamo in prossimità del quartiere cultuale. Infatti non è molto lontana da noi, è meno di 1 chilometro quasi, in direzione ovest-nord-ovest, il pozzo sacro di Nuragos, il pozzo denominato in regione Coni, insieme ad un altro complesso nuragico. Strutturalmente la tomba di cosa si compone? Si compone di una camera molto allungata, in questo caso con una forma fortemente ellittica, non ha le pareti completamente, perfettamente parallele, ma anche l'ambiente interno ha una forma leggermente ellittica. La parte posteriore ha una forma absidata ed è orientata verso ovest, mentre la parte anteriore, che è orientata verso est, è delimitata in un punto più stretto da 2 stipiti molto alti e erano verosimilmente in antico chiusi da un architrave. La parte che sto occupando attualmente, il corridoio, in origine doveva essere chiusa da un insieme di piatabande, cioè di lastre che arrivavano a chiudere quelle che erano il residuo delle pareti che possiamo osservare. Le pareti, abbiamo già anticipato prima, sono costituite da ignimbriti e da trachiti. Non sono tagliate in modo convenzionale, cioè con una faccia a vista piatta e poi una forma peduncolata che si insinua nel muro, ma sono rese con una forma che richiama appunto una lastra, cioè con un taglio lastriforme. Il principio murario, il principio edilizio è sempre lo stesso, il medesimo, il muro a sacco, cioè abbiamo in questo caso una lastra che si insinua all'interno del muro, a cui se ne contrappone una reciproca e praticamente l'anima del muro è colmata da terra e da pietrisco. Questa struttura pare una via arcaica, una via di mezzo tra le tombe a grande stele centina, a lastra anteriore che chiudono appunto il corridoio funerario, e quelle relativamente moderne a prospetto murario, perché il corridoio interno ci suggerisce una forma appunto a prospetto murario, non vediamo grossi macigni alternati posti uno eretto e l'altro coricato, uno eretto e l'altro coricato, a creare una struttura muraria che si alterna legata, mentre in questo caso vediamo solamente delle lastre, tantissime lastre sovrapposte in maniera aggettante a creare un corridoio che probabilmente è dovuto a una tipicità locale e ad una capacità degli abitanti di questa zona di lavorare questo tipo di materiale. Una peculiarità di questo complesso funerario è che all'estremità, verso quello che è potenzialmente l'ingresso, abbiamo l'abbiamo già anticipato prima, 2 stipiti posti in maniera ortostatica, cioè eretti, piantati nel terreno eretti, e restringono quello che è l'ampiezza della camera funeraria, sino a condurre verso la parte esterna dove viene piazzata l'esedra o l'emiciclo, cioè quel grosso semicerchio fatto da lastre ortostatiche, cioè infisse nel terreno, che creano una specie di piazza o una specie di corti davanti alla sepoltura.
Allora, a confermare quella condizione ibrida che abbiamo preannunciato all'inizio della discussione, vediamo che in contrapposizione ad un corridoio fatto quasi a prospetto murario, abbiamo che la parte anteriore della tomba, chiusa appunto da un emiciclo esedra, è diciamo, tamponata da quella che anticamente era un'unica lastra centina. Vi voglio invitare ad osservare quelli che sono i contorni della pietra che sto toccando, che anticamente doveva essere alta all'incirca sui 3 o 4 metri e che venne modificata, lavorata, trasportata e collocata qua anteriormente alla sepoltura. Questo grosso macigno parte dal punto in cui la sto toccando, cioè dalla parte settentrionale, e praticamente si sviluppa per tutta la larghezza della sepoltura. In questo punto venne ricavato una sorta di incavo, apertura, un portello, e poi sempre con soluzione di continuità, la potete osservare, l'unica pietra continua sull'altro lato, quello meridionale della sepoltura. La curiosità è che su questa enorme lastra venne ricavata appunto quella che un'incavatura, una bella incavatura, con dei contorni netti e precisi che evidenziano sia il portello, il posizionamento del piccolo portello, e evidenziano quello che è il contorno della grossa lastra. Si presume che quest'incavo, questa modanatura, questa lavorazione venisse estesa tutta quanta la lastra che in origine doveva coprire l'apertura della sepoltura. Quindi un'unica lastra monolitica che chiudeva l'antica sepoltura. Come inquadramento culturale possiamo collocare questa sepoltura almeno dal XV secolo a.C. in poi, cioè almeno dal 1400 a.C. Però se dovessimo riflettere su quella che è la stilistica utilizzata nel decorare la sepoltura, certamente questo tipo di decorazione, questa modanatura tipica delle stele delle tombe dei giganti presenti in Sardegna, riconducibile al XVI secolo, ci ricorda, o perlomeno mi ricorda in modo particolare, le decorazioni e le lavorazioni che i circoli tombali di Pranu Mutedu nel comune di Goni presentano, come se ci fosse una continuità stilistica in quelle che sono le decorazioni, le concezioni cultuali e soprattutto le rifiniture tombali e lo stile, la moda utilizzata nella rifinitura edilizia, sia dal punto di vista funerario che magari anche dal punto di vista abitativo. Giusto a richiamare quello che abbiamo anticipato precedentemente, ovvero il gusto neolitico che si può intuire analizzando quella che è la sepoltura. Vogliamo portare lo spettatore a prestare attenzione su questo elemento, un elemento cornuto, una sorta di betilo che doveva decorare anteriormente l'esedra della tomba dei giganti. Giusto per riflettere, questo elemento lo possiamo trovare sia negli Eron, nei monumenti tombali dell'età del ferro, come l'Eron all'interno del villaggio di Surmanzesu nel comune di Bitti, oppure quei tipi tombali come Sadome Sorcui nella località Isconcias nel comune di Quartuccio sopra i Sette Fratelli, e mostrano appunto anteriormente un bettilo, verosimilmente la maggior parte di questi sagomati a forma di corna, di protome taurine, come anche il caso della tomba dei giganti di Madao nel comune di Fogni,
per sottolineare quella che è una tradizione, che è una consuetudine che accomuna numerose aree archeologiche e soprattutto numerose aree funerarie della Sardegna. Sia queste si collochino sul Gennargentu, sia queste si collochino sul Monte Arbu, sia queste vengano rinvenute nel sud della Sardegna sopra il gruppo dei Sette Fratelli.